Alleluia. Vi invito, fratelli, ad aprire le vostre Bibbie. Gloria a Dio. Leggiamo il libro del profeta Daniele, capitolo 9, versetto 27. Leggiamo solo un versetto e poi andiamo a riflettere e a meditare su questo testo. Alleluia. Meraviglioso. Dice la parola del Signore: Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare il sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie ti diamo, Signore, questa mattina. Vogliamo meditare, vogliamo riflettere nella tua parola. Aiutaci, Signore, perché vogliamo capire. Nel nome di Gesù, così come lo hai fatto finora, Signore, aiutaci a comprendere, a capire, illumina la nostra mente e che ognuno di noi possa stare attento alla tua parola, Signore, che è come noi, è per noi come l'aria, come l'ossigeno, è per noi come il cibo che mangiamo per sussistere, così la tua parola, Signore, è per noi un alimento spirituale che ci tiene in vita. Nel nome potente di Gesù te lo chiediamo. Grazie, Signore. Amen e amen. Alleluia. Potete accomodarvi. Meraviglioso è il nostro Signore per sempre. Dice la parola di Dio in Daniele: Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. Voglio meditare su questo versetto, che poi andremo a vedere nella Bibbia di che cosa si tratta, perché è importante per noi e abbiamo già iniziato a meditare su questo argomento, su questo tema già da un po' di tempo. Il motivo per il quale non abbiamo dato continuazione è perché a volte Dio viene e cambia il messaggio. E io mi sono reso conto che quando Dio cambia il messaggio e dice no, oggi parla di questo, parla di quell'altro, Dio parla e c'è sempre un motivo. Il predicare è una questione che non è umana, viene da Dio. Infatti una delle cose che io ho notato che sempre il Signore conferma nella lettura iniziale, lettura che io non mi metto d'accordo con nessuno. Oggi la sorella parlava di amore, ma in mezzo al testo c'era l'anticristo e io non mi sono mai messo d'accordo con lei, perché voglio meditare questa mattina riguardo all'anticristo. Ora, quando abbiamo iniziato a meditare il tema di Apocalisse e il tema di Daniele, o meglio il tema profetico, il tema degli ultimi tempi, l'abbiamo fatto perché una delle cose che il Signore mi mostrò all'epoca è che la Chiesa in questi ultimi tempi vive un periodo di preoccupazione, un periodo di incertezze, un periodo di confusione, perché molto spesso noi cristiani, come dire, ci affidiamo troppo all'informazione che gira nel mondo. E nel mondo tutti collegati a guardare che cosa succede, tutti a guardare Facebook, perché lì gira tutta l'informazione o la disinformazione, come la si chiama, perché più che informazione, la maggior parte delle cose che vediamo in Facebook, la maggior parte sono false.
e sono informazioni errate, bugiarde. Allora il mondo è trascinato da quella corrente, dai social, però purtroppo anche i cristiani cadiamo in quell'errore. E su Facebook gira di tutto. Allora il cristiano in questi tempi, soprattutto nel momento in cui noi ci troviamo, 2000 mi sembra 20, se non mi sbaglio, 20, 21, 2 anni molto difficili per causa della pandemia. E i cristiani, alcuni capiscono i tempi, altri no, altri vivono preoccupati. Allora meditando su questo è che il Signore all'epoca mi disse, un po' di tempo fa, un po' di settimane o mesi fa, mi disse è necessario studiare gli ultimi tempi per capire e per, come si dice, per metterci noi in uno spazio specifico nella linea del tempo degli ultimi tempi, per non avere paura, per non preoccuparci. Abbiamo visto diversi temi, abbiamo visto diverse questioni come attraverserà la Chiesa la grande o passerà la Chiesa attraverso la grande tribolazione. Questo è stato uno dei temi più belli che abbiamo visto, dove la Bibbia ci dice chiaramente che la Chiesa non passerà attraverso la grande tribolazione, che difatti la tribolazione e grande tribolazione non iniziano, non cominciano per un motivo solo, ed è perché la Chiesa è qui. Finché la Chiesa è sulla terra, finché non avviene il rapimento della Chiesa, non può sorgere l'anticristo, non si può manifestare. Pensate quanto potere hanno i figli di Dio, che non è un potere nostro, è una potenza che viene da Dio. Quando la Chiesa viene rapita, allora si manifesterà questo uomo malvagio, questo iniquo, questo figlio di perdizione, lo si chiama in diversi modi, la bestia, Apocalisse 13, il cavaliere del cavallo bianco, cavallo rosso, cavallo nero e giallastro, che è sempre lui, l'anticristo. Lui non si può manifestare finché la Chiesa è qui. Ora, oggi vorrei meditare su questo testo, perché qui noi vediamo che dice egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In questa profezia di Daniele, quando dice una settimana, non sta parlando di settimana di giorni, ma settimana di anni. Questo già lo abbiamo visto in passato, perciò non voglio fermarmi troppo in questi dettagli. Era stato stabilito che per Israele ci sarebbero stati un periodo di 70 settimane e abbiamo visto che fino alla morte di Cristo si sono compiute 69 settimane, perciò manca l'ultima delle settimane, e questa settimana che manca per il compimento di tutte le cose è un periodo di 7 anni. Qui Daniele dice egli stabilirà un patto con molti per una settimana. Qui sta parlando dell'anticristo. Vuol dire che l'anticristo verrà in questi ultimi tempi a completare quel periodo che Dio aveva stabilito per Israele, un periodo di 70 settimane. Perciò abbiamo un periodo di 7 anni che sta per compiersi, dove l'anticristo si manifesterà in tutto il mondo facendo un patto con molti. In che consiste questo patto? È un'alleanza. Un patto è un'alleanza, è un accordo. Lui verrà in questo periodo e questo è importante che noi lo capiamo, perché il motivo per il quale noi stiamo vivendo quello che stiamo vivendo adesso, un periodo difficile, un periodo di pandemia o pandemia, non ricordo come si dice, è perché si sta preparando il terreno, o si sta preparando la piattaforma affinché lui faccia la sua apparizione, e questo lo capiremo tra poco. Una delle cose che l'anticristo farà è che lui farà alleanze, verrà nei momenti più difficili
creati dal mondo, dai potenti stessi, perché chi crea il problema, chi crea la difficoltà nel mondo è l'uomo stesso. Lui lo crea. Quante volte abbiamo sentito dire che questo virus non è successo, è stato creato. È stato creato. Aveva un motivo? Sì, ce l'aveva. Ora, dice questo versetto che dopo aver fatto un patto, un'alleanza, un accordo con l'umanità, ma soprattutto con Israele, l'Anticristo permetterà che Israele costruisca il tempio che adesso non ha. Lo costruiranno. Perché? Perché lui stesso dice che a metà, dice in mezzo alla settimana, dice così, state leggendo? In mezzo alla settimana vuol dire dopo 3 anni e mezzo. La metà di 7 anni sono 3 anni e mezzo. Nella Bibbia noi leggiamo che ci sarà un periodo di 1260 giorni, oppure lo menziona anche come 42 mesi, che quando noi facciamo il conto, quanti anni sono 42 mesi o quanti anni sono 1260 giorni, sono 3 anni e mezzo. E che la Bibbia separa questa settimana in due metà, 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. I primi 3 anni e mezzo, dal sorgere dell'Anticristo fino alla metà della settimana, la Bibbia lo chiama un periodo di tribolazione. Ma quando finiranno i primi 3 anni e mezzo e comincerà la seconda parte, quando si arriva alla metà di questa settimana, lì quel periodo finale lo si chiama non più tribolazione, ma la grande tribolazione. La Bibbia separa questi 2 tempi che stanno all'interno di un periodo di 7 anni, 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. Ora, qui dice che in mezzo alla settimana, cioè dopo 3 anni e mezzo, farà cessare il sacrificio e l'offerta. Quale sacrificio? In Israele finora non c'è nessun tempio. E dopo andando a vedere in tutto il tema della profezia, noi capiamo che l'Anticristo permette che Israele costruisca il tempio. E infatti lo costruiranno. E se voi siete curiosi e andate a vedere su internet, loro hanno già preparato i sacerdoti, sono già pronti. E se voi siete curiosi, e io mi ricordo che una volta lo abbiamo visto qui, che ve l'ho presentato come tema, tutto il materiale, tutti gli accessori dei sacerdoti, tutto è pronto. Perché non costruiscono? Perché non glielo permettono. Ma tra poco arriverà un personaggio che lui dirà sì, potete costruirlo, lui diventerà un capo quasi mondiale, non del tutto, ma quasi mondiale, e questo personaggio sarà l'Anticristo. Ma se voi siete curiosi e andate a vedere su internet, tutto il materiale per costruire questo tempio è pronto. Sono tutti materiali che si usano in questi tempi, materiali che in questioni di 1 settimana, 2 settimane o un mese, mettiamo, hanno già costruito tutto. In questo periodo di pandemia, in periodi brevi come 2 settimane, 3 settimane, hanno costruito degli ospedali in giro nel mondo, perché ci sono materiali che sono pronti da assemblare e si possono oggi costruire edifici in questioni di mesi, 2-3 mesi. Quando costruiranno questo tempio sarà un periodo breve, ma da un momento all'altro apparirà il personaggio che permetterà a Israele di costruire questo tempio, e Israele riprenderà a fare i sacrifici che facevano fino a Cristo, o meglio fino all'anno 70 d.C., perché l'anno 70 d.C. i Romani hanno distrutto il tempio. Ma fino ad allora si facevano sacrifici all'interno del Tempio. Loro costruiranno il Tempio in questi ultimi tempi della storia dell'umanità, ricostruiranno questo Tempio e riprenderanno a fare i sacrifici in Israele. Infatti è tutto pronto, anche i sacerdoti, quelli che procedono secondo loro dalla tribù di Levi, e non solo, ma dalla discendenza di Aarone, sono tutti pronti.
Stanno solo aspettando che qualcuno li autorizzi a costruire questo tempio. Allora dice che quando si arriverà in mezzo alla settimana, dopo 3 anni e mezzo, l'anticristo arriverà e dice che farà cessare il sacrificio. Dirà: signori, basta sacrifici, il tempio è pronto. Perché l'anticristo permetterà che si costruisca questo tempio? Perché dal Tempio di Israele, o nel Tempio di Israele, è dove Dio si presentò al mondo come Dio. Nell'Antico Testamento c'era scritto che la salvezza doveva, e anche dopo nel Nuovo Testamento, che la salvezza doveva arrivare a tutta l'umanità attraverso Israele. Nell'Antico Testamento chi voleva essere salvato doveva andare in Israele, accettare il Dio degli ebrei e fare tutto quello che loro facevano. Oggi a noi la salvezza ci arriva sempre da Israele, perché Gesù nasce in Israele. E chiunque vuole essere salvato deve confessare Gesù, come leggeva la sorella stamattina. Deve confessare Gesù, che Lui è il Dio che è venuto in carne su questa terra, perché chi non confessa questo appartiene all'anticristo. Perciò il motivo per il quale l'anticristo permetterà che si costruisca questo tempio è perché il desiderio del diavolo è sempre stato essere uguale a Dio. Per questo motivo al diavolo lo hanno cacciato via dal cielo, perché voleva essere come Dio. Scende sulla terra e quando è sulla terra continua a voler essere come Dio. Vedete, quando andò a tentare Eva nel giardino dell'Eden, dice: no, Dio non ha detto che non puoi mangiare, è che Dio non vuole che tu mangi, perché se tu mangi sarai come Dio. Ha detto questo. Un tempo più avanti, manifestandosi questo diavolo attraverso il primo imperatore della terra, Nimrod, dice: costruiamo una torre, la torre di Babel, che arrivi fino al cielo. Il desiderio del diavolo era sempre essere come Dio, essere in alto, e in alto vuol dire avere autorità, avere controllo, avere potere e avere soprattutto l'adorazione degli altri, che appartiene solo a Dio. Quando Dio parla al diavolo dice: come sei caduto? Come sei caduto? Tu che dicevi nel cuore tuo, o tu che dicevi in cuor tuo, io salirò e là vicino alle stelle, in mezzo alle stelle del cielo, stabilirò il mio trono. Così diceva il diavolo. Allora il desiderio del diavolo è sempre stato quello di essere uguali a Dio. Allora perché permetterà a lui di costruire il tempio in Israele? Non perché vuole dare permesso a Israele di fare i sacrifici, no. Da quel tempio in Israele Dio si manifestò al mondo, e siccome l'anticristo, che è un copiatore, il diavolo si passa la vita copiando Dio. Avete letto nella Bibbia che dice che il diavolo si traveste come angelo di luce? Lui se la passa imitando Dio. Ecco perché quando lui arriverà si presenta in un cavallo bianco in Apocalisse, proprio come Cristo. Quando Cristo scende sulla terra dopo la grande tribolazione, Cristo scende in un cavallo bianco. Ma quando l'anticristo esce allo scoperto, anche lui l'Apocalisse lo presenta in un cavallo bianco. Perché? Perché viene copiando Cristo, si viene presentando all'umanità come un salvatore. Per questo l'anticristo si presenterà nei momenti più difficili qua sulla terra, perché quando l'umanità dirà: adesso cosa facciamo? Chi ci può aiutare a risolvere tutto questo caos mondiale? Appare lui e dice: io lo farò, il Salvatore del mondo. Come un agnello, ma parla come dragone. Apparentemente è buono, ma è la incarnazione. L'anticristo, così come Cristo Gesù si presentò al mondo in un corpo fatto di carne, l'anticristo farà la stessa cosa.
cioè il diavolo farà la stessa cosa. E il diavolo si è occupato fin dalla nascita dell'Anticristo. Così come Dio manda lo Spirito Santo su Maria e fa che Maria, come si dice, concepisca Gesù, così il diavolo fa con l'Anticristo. Noi non sappiamo chi è l'Anticristo, non sappiamo dov'è, se già si è occupato oppure no, noi non lo sappiamo, però l'Anticristo ha fatto la stessa cosa e fin dalla nascita di questo bambino, che sarà poi l'Anticristo, il diavolo ha avuto a che fare con la sua nascita. E quando questo diventa grande, il diavolo entra in lui, lo possiede e opera attraverso di lui. Questo succederà. L'Anticristo sarà il diavolo incarnato, o il diavolo presentandosi in un corpo umano all'umanità. Il punto è che lui si presenterà come uomo buono. Il mondo lo accetterà. Cristo ha detto a Israele: io, dice, non vengo nel mio nome, vengo nel nome del Padre e voi non mi avete ricevuto. Un giorno verrà uno nel suo stesso nome e voi lo riceverete. Parlando dell'Anticristo. Ora, fratelli, quando l'Anticristo si manifesterà, dice che in mezzo alla settimana farà cessare le offerte, il che vuol dire che dirà a Israele: basta sacrifici nel Tempio. Perché lo dirà? Perché lo farà? Perché lui in realtà non aveva fatto costruire il Tempio per quel motivo, lo aveva fatto costruire per lui. Per lui. Così come Dio si presentò all'umanità nel Tempio o attraverso il Tempio, lui verrà e si siederà in quel Tempio e dirà: io sono Dio, da Israele, proprio come ha fatto il Dio del cielo. Questo è il motivo, e la Bibbia questo lo chiama abominazione, la abominazione. Dice: sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Questo è l'agire dell'Anticristo. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi su di lui. Perché? Perché dice Paolo che quando Cristo ritorna a regnare 1000 anni, dopo i 7 anni di tribolazione, di grande tribolazione, dice che lui, col risplendore dell'avvenimento della sua venuta, lo distruggerà, e con lo spirito della sua bocca. Cristo distruggerà questo uomo iniquo, l'Anticristo. Ora, ci sono questi due periodi di 3 anni e mezzo prima e di 3 anni e mezzo dopo. Ma abbiamo visto che l'Anticristo non può apparire finché la Chiesa è qui. La Chiesa deve sparire, la Chiesa deve andare via, la Chiesa deve essere rapita. Allora ci sono due periodi: periodo di tribolazione e periodo di grande tribolazione. Ora, qual è la differenza, o che differenza c'è tra tribolazione e grande tribolazione? Qual è la differenza? Che differenza c'è tra tribolazione, i primi 3 anni e mezzo, e grande tribolazione, che saranno i prossimi 3 anni e mezzo? Qual è la differenza? Perché tribolazione prima e grande tribolazione dopo? La differenza sta che durante la tribolazione l'umanità soffrirà, sì, perciò è una tribolazione, un periodo di prova. La parola tribolazione si traduce anche come prova. Un periodo difficile, un periodo di prova, un periodo tremendo che succederà qui sulla terra negli ultimi tempi, prima del ritorno di Cristo, dove ritornerà fisicamente sulla terra, ma dopo il rapimento. Questo periodo accade si trova nel mezzo tra il rapimento
è il ritorno di Cristo, dove ritorna sulla terra insieme alla Chiesa a regnare 1000 anni su questa terra. Durante la tribolazione l'umanità soffrirà ed è questa la differenza tra il primo periodo, primi 3 anni e mezzo, e gli altri 3 anni e mezzo. È che durante il primo periodo l'umanità soffrirà, soprattutto, dice la Bibbia, i cristiani che sono rimasti, che non sono partiti durante il rapimento. Oltre al popolo di Dio in Israele, perché Dio ha un popolo eletto in Israele, che in quel periodo si convertiranno a Cristo. Ma ci sarà una grande moltitudine di cristiani che non sono andati durante il rapimento e rimarranno qui. Questi saranno perseguitati, saranno uccisi, saranno ricercati. In quell'epoca non si cercheranno più i criminali, gli assassini, i pedofili, i violatori, i ladri, non si cercheranno più queste persone, si cercheranno i cristiani, perché saranno il peggio del peggio, secondo l'Anticristo, degni da essere cacciati come animali e uccisi. Perciò ci sarà sofferenza, ci sarà molta sofferenza nel primo periodo che la Bibbia chiama tribolazione, ma la sofferenza che ci sarà nei primi 3 anni e mezzo, e io questo l'ho detto prima, che questi 7 anni vanno da male in peggio. È sempre un periodo difficile che va da 0, diciamo, a 10. E quando si arriva a metà della settimana siamo arrivati al 5. Da lì continua 6, 7, 8, 9, 10 nella scala della difficoltà, nella scala della tribolazione, nella scala del dolore. Perché il primo periodo è più leggero e il secondo è più forte? Perché nel primo periodo l'umanità soffrirà per causa dell'Anticristo. Chi provocherà la sofferenza nel primo periodo? L'Anticristo. Per questo noi vediamo nella Bibbia, fratelli, vediamo che c'è un periodo nella Bibbia, nell'Apocalisse, che ci mostra nel capitolo 6, dove si arriva fino al sigillo numero 6 e poi la Bibbia fa una pausa. Il libro di Apocalisse fa una pausa. Il sigillo numero 7 è rimasto da parte. Si apre il sigillo 1, il 2, il 3, il 4, il 5 e il 6 in questo capitolo. Poi c'è una pausa. Perché c'è una pausa? Perché fino al sigillo numero 6 la Bibbia ci insegna che il 6 è il numero di uomo. Il 6 è il numero dell'uomo. 6 nella Bibbia vuol dire uomo. Il 7 cosa vuol dire? Dio, secondo la Bibbia. Per questo i primi 6 sigilli fino al 6 vuol dire la manifestazione dell'Anticristo, che è un uomo. Ora, lui farà soffrire la gente. Ci saranno guerre, l'abbiamo visto, no? Nello studio dei Cavalieri. Ci saranno guerre, ci saranno milioni e milioni di persone che moriranno in quelle guerre. Dopo arriverà fame, carestia e si manifesterà in un alto grado morte, pesti. Sarà un periodo orribile, un periodo apocalittico, orribile. Ma chi provocherà questa tribolazione? La provocherà l'uomo, cioè l'Anticristo. È vero, il diavolo nell'Anticristo sì, ma sarà sempre un uomo. L'Anticristo sarà una specie di presidente, ho detto prima quasi mondiale, perché non sarà del tutto mondiale, ma lui avrà il potere sul mondo, così come, non so se sapete che fino adesso, credo ancora, gli Stati Uniti
loro sono dappertutto. Gli americani, il governo americano, i suoi soldati sono qui, sono in Afghanistan, in Iraq, sono... Dov'è che non sono? Hanno basi militari in tutto il mondo. Eppure non controllano, non governano il mondo. Così sarà più o meno il governo dell'Anticristo. Lui avrà il potere su di altri, anche se non governerà direttamente, ma avrà autorità su tutti gli altri presidenti. E lui sarà una specie di presidente mondiale, il presidente dei presidenti. Così sarà. Ora, lui farà soffrire l'umanità durante i primi 3 anni e mezzo. Ma che cosa succede quando si arriva a metà della settimana? Che cosa succede? L'abbiamo visto in Daniele. Fa cessare il sacrificio perché dice: da adesso in poi non adorate più nessun Dio. Da adesso in poi, dice a Israele e a tutto il mondo, ci sarà una telecamera che lo inquadra e tutti gli schermi del mondo lo stanno guardando. E lui dirà: io sono Dio. Da adesso in poi mi dovete adorare a me. E dice che la bestia di prima, il falso profeta, gli fa fare una immagine. E tutti devono adorare questa immagine. Tutti si devono prostrare, tutti la devono adorare e lui si proclamerà Dio. Nella Bibbia questo tempo si chiama il tempo della abominazione. Parlando di questo periodo, Gesù dice a Israele in Matteo 24, 15, o a partire dal 15, perché Gesù parlò di questi 2 periodi, ma nel versetto 15, Matteo 24, 15, lì comincia la grande tribolazione. In Matteo 24, per chi è curioso e se lo vuole magari segnare, Matteo 24, dal versetto 4 al versetto 14 si parla dei primi 3 anni e mezzo, della tribolazione, ma dal versetto 15 al versetto 28 è la grande tribolazione. E dopo la grande tribolazione Gesù parla del suo ritorno. In questo versetto dice: quando dunque vedrete, dice Gesù, l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, l'abbiamo appena letta, posta in luogo santo, questo è nel Tempio di Dio o nel Tempio in Israele, chi legge faccia attenzione, 16, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Fermiamoci qua, perché non voglio leggere tutto il testo. Voglio soltanto farvi notare che dal versetto 15 comincia la grande tribolazione. Quando l'Anticristo si dichiara Dio. Quando dirà io sono Dio e mette una immagine sua nel Tempio e si proclama Dio e chiede adorazione. Allora dice Gesù: quando vedrete l'abominazione, quelli che sono in Giudea fuggano. È arrivato il momento di Israele che fino ad allora avevano un patto con Lui, fino ad allora avevano un accordo con Lui. Lui per i primi 3 anni e mezzo li protegge in qualche modo a Israele dagli altri nemici, li protegge, ma dopo i 3 anni e mezzo si toglie la maschera di buono, si toglie la maschera di Salvatore e dice: no, io sono Dio, mi dovete adorare. Allora dice Gesù: voi che sarete in Israele, voi che sarete in Giudea, quando vedrete che questo uomo si dichiara Dio e mette la sua statua nel Tempio, voi, dice Gesù, in quel momento dovete fuggire.
E a chi parla Gesù? Agli eletti che lui ha in Israele, perché ci saranno degli eletti in Israele. Fuggite, andate via, dice, se siete nei campi non tornate indietro, fuggite lontano, perché è arrivato il momento della grande tribolazione. È arrivato il momento di scappare, è arrivato il momento di fuggire, dice Gesù. Andate via. Guai alle donne che allatteranno in quei giorni, guai alle donne che saranno incinte in quei giorni, dice Gesù. Perché? Perché sarà momento di scappare, fuggire, prima che ti prendono. Ora, in questo momento, dopo i 3 anni e mezzo, arriviamo al punto dove l'anticristo si dichiara Dio. È finita la tribolazione, adesso comincia la grande tribolazione. Perché comincia la grande tribolazione? Perché in questo momento si manifesta nel mondo una delle cose più orribili vista da Dio, una delle cose che sicuramente a Dio fa male. Sapete, fratelli, la Bibbia dice che Gesù ritarda il suo ritorno. Lui sarebbe già dovuto tornare perché si è compiuto tutto. Ma perché non viene, dice la Bibbia? Perché lui, dice, è paziente e non vuole che nessuno perisca. Il desiderio di Dio è salvare l'umanità e per questo lui, anche se la Bibbia dice sembra che ritarda, ma in realtà non sta ritardando, era tutto programmato fin dal principio, ma sembra che ritarda. Perché ritarda? Perché lui è paziente, lui è amore e non vuole che nessuno perisca. Ma sapete che cosa succede a metà della settimana, parlando dei 7 anni di tribolazione, grande tribolazione? L'anticristo si presenta al mondo come Dio e la gente che fa? Lo adora. Questo è il peggior momento dove io riesco a vedere Dio con una lacrima o con le lacrime che gli scendono nella sua guancia, perché lui ama l'umanità, lui la ama. Giovanni 3,16 dice: perché tanto amò Dio il mondo che ha dato suo figlio in sacrificio a morire per loro. Tanto amò che diede suo figlio in sacrificio, ma in quel momento lì vedrà che tutta l'umanità che non ha voluto niente con lui accetteranno l'anticristo. E Paolo ce lo racconta così, seconda Tessalonicesi 2 dal primo versetto. Seconda Tessalonicesi 2 dal primo versetto, capitolo 2 versetto 1. Guardate che cosa dice Paolo: ora, fratelli, circa o riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà. Sapete, fratelli, che cos'è il giorno del Signore? Io questo l'ho insegnato. Il giorno dell'ira. Nella Bibbia il giorno del Signore si chiama anche il giorno terribile. Sta parlando di quel momento dove Dio manifesterà al mondo tutta, non una parte, tutta la sua ira, tutta, in quel periodo. Quello è il giorno del Signore. E dice:
nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno, cioè il giudizio di Dio, non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato e il figlio della perdizione. Perché dice questo Paolo? Siccome la prima chiesa soffriva persecuzione, a partire da Stefano, il primo discepolo che noi vediamo in Atti degli Apostoli lapidato, da lì in poi tutti gli apostoli, Paolo stesso, Luca, Pietro, tutti sono stati cacciati come degli animali, la stessa cosa che farà l'Anticristo, e li hanno uccisi. Pietro è stato crocifisso, a Paolo gli hanno tagliato la testa con una spada. Tutti hanno o sono morti in modi orrendi. Allora che cosa diceva la prima chiesa? Loro pensavano che erano già in questo periodo di Apocalisse. Paolo dice no, dice Paolo, non è così, perché quel giorno non verrà senza che prima non sia venuta l'apostasia. Questo sarà il motivo per il quale il Signore farà scendere i giudizi, per causa della apostasia. Che questa apostasia non sarà in parte come oggi succede, sarà una apostasia globale, una apostasia mondiale, dove l'umanità, abbiamo visto in passato, che la gente dirà: oh, chi contro la bestia? Chi potrà combattere contro di lei? E si meravigliavano vedendo la bestia, dice Apocalisse. Tutto il mondo, per paura o perché semplicemente hanno deciso che Lui è Dio, lo adoreranno. E allora si manifesterà l'apostasia mondiale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutta l'umanità adorerà l'Anticristo, adorerà la immagine. E quando questo Anticristo viene o sorge, la prima cosa che farà, marchiare i suoi. Li marchierà. Ma c'è una cosa che la Bibbia ci mostra meravigliosa, e io ho detto il motivo per il quale si aprono 6 sigilli e poi l'Apocalisse si ferma lì. Si aprono 6 sigilli e si ferma, c'è una pausa. Che cosa succede dopo l'apertura del 6° sigillo? Perché il 7° sigillo si aprirà poi nel capitolo 8. Ma nel capitolo 7 che cosa succede? Dice che Dio manda un angelo che possiede il sigillo di Dio e comincia a sigillare quelli che gli appartengono, cioè i 144.000. Viene a sigillarli perché? Affinché quando arriveranno i giudizi loro non soffrano. Il giudizio di Dio non raggiungerà gli eletti, non li raggiungerà. Il giudizio di Dio verrà soltanto su quelli che adoreranno la bestia, soltanto su quelli che accetteranno il loro marchio, il suo marchio, il famoso 666, che verrà messo in fronte o nella mano destra. Ora, prima li sigilla, dopo che li ha sigillati, nel capitolo 7 di Apocalisse, nel capitolo 8, nel primo versetto, si apre il 7° sigillo. E che cosa succede? Leggiamo Apocalisse 8:1. Che cosa succede quando si apre il 7° sigillo? 7:1. Dice: dopo questo vidi 4 angeli che stavano in piedi ai 4 angoli della terra e trattenevano i 4 venti della terra perché non soffiassero sulla terra, sopra il mare, né sugli alberi. 2. Poi vidi 8, scusami, ho detto 8 prima e poi mi sono confuso da solo. Era 8.
8:1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Fratelli, in cielo non c'è mai stato silenzio, mai. Là si loda, là si adora, là si esalta Dio giorno e notte, giorno e notte. E si dice giorno e notte affinché noi lo capiamo, perché là non c'è giorno né notte. Noi abbiamo giorno e notte, là no, là c'è la eternità. Là è giorno tutto il tempo, ma dice giorno e notte per far capire a noi, vuol dire tutto il tempo, 24 su 24, 7 giorni su 7. Però quando si apre il settimo sigillo, e io ho detto perché fino al sesto la gente soffre per causa dell'anticristo, perché il 6 è il numero dell'uomo, il 7 è un numero che gli appartiene a Dio. E che cosa succede nel settimo sigillo? Se i primi 6 contenevano il manifestarsi dell'anticristo, 6, ci sono voluti 6 per mostrare il manifestarsi dell'anticristo, un unico sigillo, il 7, dentro di sé possiede tutto il giudizio di Dio. All'interno del settimo sigillo c'è tutto il giudizio, poi verranno 7 trombe, 7 calici, ed ognuno di essi contiene un giudizio terribile che sta nel settimo sigillo. Perché c'è silenzio nel cielo, là dove mai nessuno aveva chiuso la bocca, perché sempre santo, santo, santo a Dio, santo, 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 cantando cantico nuovo, cantando a Dio, esaltando Dio, tutto il tempo. All'improvviso si apre il settimo sigillo, vedono quello che c'è, quello che sta per arrivare sulla terra, tanto è lo stupore che per la prima volta in cielo si fa silenzio per circa mezz'ora percepita secondo il nostro tempo. Là, quella mezz'ora non sappiamo quanto sia, ma Giovanni ha percepito circa mezz'ora secondo il nostro tempo. Tanto tempo è stato il silenzio là. Un silenzio, perché c'è stato tutto questo silenzio? Perché stanno per manifestarsi o sta per manifestarsi l'ira di Dio. E per l'umanità succederà una cosa terribile. Passeranno dalla padella alle braccia. Dalla padella alle braccia. Un periodo molto più difficile, molto più difficile. Si sta per manifestare al mondo l'ira di Dio e non c'è tempo, fratelli, per entrarci nemmeno in uno dei punti di questo manifestarsi dell'ira di Dio, che sarà orrendo, sarà terribile, e noi lo vedremo. Ma prima di chiudere vi voglio dire, o voglio meditare insieme a voi come ultimo punto, diciamo, in questa prima parte di questa riflessione che ho chiamato da tribolazione a grande tribolazione. Sarebbe meglio chiamarla dalla padella alle braccia. Vorrei riflettere una questione che noi capiamo molto bene: la pandemia. Perché la pandemia? Voi sapete, fratelli, che di pandemie ci sono sempre state? Ci sono sempre state. Ora, la questione è: pandemia globale, pandemia mondiale, non c'è mai stata. Questa è la prima, la primissima, perché fino
a qualche secolo fa o fino al 1900 uno non andava con facilità a comprare il biglietto, prendeva l'aereo e se ne andava in America. Non era possibile. Le prime macchine, alcune a vapore, altre tirate dai cavalli, sono cominciate nel 1800, o col vapore o col gas o con diversi combustibili, sono cominciati alla fine del 1800. Prima no. Di pandemie ce ne sono state parecchie, molte, ma globale, mondiale, mai. Una delle cose che noi abbiamo visto qui, credo diverse volte, è che il mondo si sta incamminando verso un nuovo, lo si chiama il nuovo ordine mondiale, un governo mondiale, il cui presidente sarà l'Anticristo. L'Anticristo. Il mondo non lo sa, noi lo sappiamo. Si sta camminando verso un nuovo ordine mondiale. Io vi ho fatto vedere sulle diapositive, quando ne abbiamo parlato, tutti i governatori o presidenti del mondo parlano, l'abbiamo visto in inglese, in italiano, in francese. Tutti parlano del nuovo ordine mondiale, da un po' di tempo che si sta parlando, si sta preparando la gente e la si sta trasportando ad accettare che tra poco ci sarà un governo mondiale. Ora, a che cosa serviva una pandemia? L'interesse dei potenti della terra, l'interesse dei governatori del mondo, i potenti, non tutti, perché non tutti i presidenti del mondo sono quelli che controllano il mondo, ce ne sono pochi, si chiamano i potenti della terra. Quelli stanno facendo di tutto per controllare il mondo e stanno facendo di tutto per controllare tutto, vogliono perfino controllare le nascite, vogliono perfino controllare le morti, vogliono decidere chi nasce e chi muore. Lo vogliono decidere. Dicono c'è tanta umanità, bisogna che riduciamo il numero dell'umanità. Controlliamo le nascite. Là nell'Antico Testamento in Egitto il motivo per il quale si uccidevano i bambini quando nasce Mosè, che viene salvato, era perché il popolo stava crescendo e Faraone aveva paura di loro. E diceva no, evitiamo che continuino a crescere, e uccidevano i bambini neonati lanciandoli nel fiume Nilo, dove se li mangiavano i coccodrilli. Quello spirito del faraone, che era uno spirito, lo stesso spirito che opererà nell'Anticristo, lo stesso cercherà in qualche modo di controllare l'uomo, al punto di controllare le nascite e le morti, cioè decidere chi nasce, quando nasce, e decidere quando uno deve morire. Succederà anche questo in questi ultimi tempi, e noi ci stiamo sempre avvicinando a tempi sempre peggiori. Ma in tutto questo Dio ci promette che se noi viviamo per Lui, se noi viviamo per il Signore, se noi stiamo sempre a vivere per Lui, a occuparci di Lui, a occuparci della nostra vita spirituale, della nostra comunione, della nostra relazione con Lui, non abbiamo nulla da temere. Quel cadranno 1000 alla tua destra e 10.000 alla tua sinistra, ma a te non arriverà. Quella è una promessa attuale. Dio non ha cambiato idea. Succederanno cose peggiori, perché si sta preparando il terreno, si sta preparando la piattaforma dove si esibirà questo Anticristo, e questa pandemia serviva a questo. È terribile vedere, fratelli, che in Apocalisse 13 dice che lui, l'Anticristo, metteva un marchio in tutte le persone, ricchi e poveri, grandi e piccoli, di qualsiasi razza, di qualsiasi fascia di età,
di tutti, senza escludere nessuno, tanto il ricco come il povero, a mettere un marchio. Qual è la sua intenzione? Controllare. Perché in sostanza questo marchio del quale parla il Signore in Apocalisse 13 altro non è, fratelli, che una identità virtuale o una identità digitale. Questo è. E come si fa a preparare al mondo affinché accetti poi, quando gli venga detto, devi accettare una identità, qualcosa che ti identifichi con noi? Io stavo leggendo, infatti mi sono descargato un'app per curiosità, perché da adesso sapete che, credo lo sappiate, a partire dal 15 ottobre chi non ha il Green Pass non può più lavorare. Dal 15 ottobre c'è questo nuovo decreto che chi non ha il Green Pass non può più lavorare. Se viene sorpreso il capo senza Green Pass la prima volta, la seconda volta, la terza volta viene multato, ma il lavoratore viene preso una volta e perde automaticamente il diritto di lavorare. Si chiama Green Pass, è una specie di passaporto, ma sapete che cos'è? È una identità. E io leggendo l'articolo diceva nel settore privato c'è la app che legge il Green Pass, me lo sono scaricato per verificare, effettivamente funziona. Allora c'è un'identità e c'è un lettore. Quando arriverà l'anticristo ci sarà questa specie di pass, una identità, e ci sarà un lettore che avranno solo loro per identificare le persone. Ora, che cosa voglio dire? Voglio dire che si sta preparando l'umanità. Si sta preparando l'umanità affinché quando arriva questo personaggio la gente sa già come funziona tutto. Prima che cosa ci hanno detto? Mettete la maschera. No, prima hanno detto tutti chiusi a casa. Non uscite, guai, non aprivamo neanche la porta per uscire fuori, perché sembrava che lì c'era il Covid che come un leone cercando di entrare nella nostra porta e noi chiusi dentro. I potenti giocando, come chi gioca con un insetto prima di schiacciarlo. Dopo la maschera, dopo il vaccino e dopo il Green Pass. E con questo voglio essere chiaro, non sto dicendo che noi non dobbiamo fare nulla di questo. No, io sono stato il primo a dire sì al vaccino. Prima dicevo no, e ve l'ho confessato, prima dicevo no. Dopo mi sono chiuso col Signore e ho chiesto: Signore, che facciamo? O meglio, che cosa faccio? E il Signore mi fece capire che nel vaccino non c'è niente di male. Non c'è nulla di male. Come non c'è nulla di male nell'indossare la mascherina, come non c'è nulla di male nel presentare un Green Pass. Non c'è nulla di male, perché per noi cristiani questo non vuol dire niente. Nulla. Si sta solo preparando l'umanità, ma il virus, fratelli, è reale, non è finto, e chi lo ha avuto lo sa che è reale. È reale, non è falso, è reale. Perciò il consiglio è sempre: proteggiti tutto quello che puoi, tutto quello che riesci per non essere contagiato. Proteggiti. Perché il fatto che noi siamo cristiani non vuol dire che non ci contageremo, certo che sì. Allora il Signore mi disse, e c'è una riflessione su questo sulla nostra pagina di Facebook, riguardo al vaccino. Il Signore mi ha detto sì, facendomi ricordare che l'Apostolo Paolo è stato morso perfino da un serpente, il veleno non gli ha fatto niente. E con questo non dico che nel vaccino ci sia veleno, no, non c'è niente.
Ma il Signore mi fece ricordare perché molti di noi avevamo paura. Perché avevamo paura? Perché Facebook ci mostrava una verità falsa. Così come il Covid ha ucciso persone, anche il vaccino è responsabile di alcune morti. Ma questo non vuol dire che succederà a tutti. A quelli che è successo avevano già delle patologie, avevano già dei problemi suoi, ma non vuol dire che per forza debba succedere a tutti. Ma internet ti diceva sì, è veleno, è il virus, ti succederà questo. Perché noi cristiani siamo molto bravi a stare aggiornati su Facebook e ci dimentichiamo di Dio. Ci dimentichiamo che il Dio del cielo, Lui ha cura di noi. Il Signore mi disse all'epoca, fallo, io l'ho fatto, io ho il Green Pass. Una delle cose che noi abbiamo bisogno come cristiani è libertà di muoverci. Come facciamo noi a muoverci se non siamo a posto, in regola? Cioè, per riassumere, il Signore mi disse, tutto questo non ha nulla di male. Voi cristiani indossate la maschera, vaccinatevi, fate quello che vi chiedono, perché tanto quello è, non c'è niente di male. Ma tutto questo serve a preparare l'umanità a entrare in un governo che molto presto arriverà, dove ci sarà un marchio, dove quel marchio avrà sì qualcosa di diabolico. Quello sì, il marchio dell'anticristo, che noi abbiamo già visto che c'è un dispositivo che viene iniettato in una seringa, con una seringa nelle persone, nel braccio o in qualsiasi parte del corpo, grande quanto un chicco di riso, ed è una identità. Lì c'è la identità dell'individuo. Ora, fratelli, noi non dobbiamo avere paura di questo. Adesso hanno detto Green Pass, chi non ce l'ha non lavora. Io credo, e l'ho già detto, da tempo l'ho detto, dal principio, che si arriverà al punto che chi non ha il Green Pass, perché questo è per mettere pressione a quelli che non lo vogliono fare il vaccino, diranno chi non ha il Green Pass non può fare la spesa. Come la maschera. Chi non ha la maschera non entra al supermercato. Diranno chi non ha il Green Pass non può fare la spesa. E allora che facciamo? Moriamo di fame? Che cosa ha fatto l'anticristo di là? Diceva nessuno può né comprare né vendere se non colui che aveva il marchio. Apocalisse 13. Questa è una specie di prove. Si stanno facendo le prove, si sta preparando lo scenario si dice, lo scenario dove si esibirà l'anticristo. Si sta preparando tutto, la gente rimarrà programmata. E fratelli, c'è un'altra cosa che io ho detto fin dal principio: finito il coronavirus non è finito tutto. Ho detto fin dal principio, quando finirà il coronavirus, se finirà, arriverà qualcosa di peggio. Io l'ho sempre detto e voi lo sapete. A noi ci conviene stare a posto con Dio, ci conviene essere a posto con Dio, che poi se mi chiedono che metta la maschera io la metto, se mi devo vaccinare mi vaccino, se devo portare un Green Pass porto il Green Pass. Tutto questo non c'entra niente con l'anticristo, perché lui non può manifestarsi finché la Chiesa è qui. Noi adesso possiamo fare tutto. Anzi, vi dirò di più: in America ci sono chiese che lavorano in ditte, imprese, che hanno voluto controllare i dipendenti
e hanno iniettato questo dispositivo, e ci sono cristiani che lo hanno fatto in America. Che cosa succederà con loro? Andranno all'inferno perché si sono fatti iniettare quel chip? No, non vanno da nessuna parte, perché non è ancora il tempo. Non è ancora il tempo. Noi cristiani dobbiamo smetterla di aver paura. Non possiamo aver paura di quello che succede nel mondo. Là si sta preparando l'umanità. Noi sappiamo di che cosa si tratta. Il partecipare non ci condanna. Assolutamente no. Arriverà il momento dove si manifesterà l'anticristo, ma quello è un'altra cosa. Noi non ci saremo più qui. Non saremo più qui noi. Non abbiamo paura. Io mi ricordo che è stata questa la motivazione per la quale il Signore mi disse tempo fa: studiate Apocalisse. Perché il Signore mi disse che molti di noi cristiani, non parlo di noi Chiesa di Regione, noi cristiani in generale nel mondo, avevamo paura, o abbiamo, non lo so. E il Signore mi disse: non c'è motivo di aver paura, non c'è motivo. La cosa buona, la cosa bella, fratelli, è che Dio è con noi. Un'altra cosa che non so se voi sapete è che noi senza saperlo, noi tutti abbiamo già una identità digitale, virtuale. Tutti. Io facendo dei documenti, perché stavo facendo tutta una serie di documentazioni, motivo per la quale ho cercato casa dove andare a fare una residenza, perché sapete che noi abitavamo qui, ma qui non ci facevano nessuna residenza e dovevamo fare una serie di documentazione, perciò siamo andati a Rimini. Adesso ho finito qualche giorno fa, anzi il mese prossimo dobbiamo ancora andare a fare altre cose, e siccome non potevo andare al comune per questioni mie, mi sono informato che io ho lo SPID, ho fatto lo SPID, io con lo SPID posso fare tutto da casa. Ora, perché io ho uno SPID, ho già un'identità digitale, sono condannato? No. Con lo SPID serve soltanto per entrare nel mondo virtuale di internet, ma mi sono accorto che dentro a internet tutti voi, tutti avete una identità digitale. Io mi sono scaricato dei certificati miei personali che sono lì. Io me li posso scaricare perché lo SPID è una chiave di accesso, è come avere una chiave per entrare nella casa nostra. Ci vuole, per aprire la porta ci vuole una chiave. Questa chiave nel mondo virtuale si chiama SPID e io posso entrare in ogni luogo con il mio SPID senza registrarmi, senza fare cose, perché c'è già lo SPID, è una chiave. Ma ho scoperto che noi una identità virtuale, una identità digitale ce l'abbiamo già, tutti noi. Quando arriverà l'anticristo e si inietteranno o si metteranno questi marchi, si prenderà l'identità delle persone che già c'è e si riverserà su quel dispositivo che verrà introdotto nel corpo delle persone. Ma che cos'è il marchio della bestia? È una identità virtuale. È una identità virtuale che tutti ce l'abbiamo già. Perché dico questo? Perché noi non dobbiamo aver paura. Non dobbiamo aver paura di un vaccino o di quello che il mondo vuole fare o sta facendo. Non dobbiamo aver paura. L'unica cosa che noi sì dobbiamo avere è timore di Dio.
timore di Dio. Timore di Dio vuol dire mi devo santificare. E mi devo santificare non per paura alle conseguenze, ma per timore, che vuol dire rispetto. E perché ho timore? Perché ho rispetto verso Dio? Perché lo amo. Perché lo amo. E questo mi garantisce, fratelli, che mi possono mordere 1000 serpenti, ma io rimango in piedi. Questo vuol dire avere Dio con noi, vuol dire che ti si possono attaccare 1000 serpenti e morderti dappertutto, ma quel veleno non ti fa niente, perché Dio è con noi. Non abbiamo ancora visto quello che succederà durante la grande tribolazione, lo vedremo in una seconda parte, però Dio protegge sempre i suoi. E secondo la Bibbia, quando tutto questo succederà, noi non saremo più qui. Non saremo più qui. Prima che l'Anticristo mostri la sua faccia al mondo, la Chiesa non è più qui. È già partita con Cristo, è già andata in cielo, perché Lui ha promesso che sarebbe ritornato a prendere la sua Chiesa. Sta arrivando un periodo molto difficile per il mondo, molto difficile, molto difficile. Abbiamo iniziato, fratelli, a vedere i preparativi che si stanno facendo per accogliere questo uomo che governerà il mondo. E da qui in poi si vedranno sempre cose peggiori. Governi che approveranno aborti, approveranno cose che Dio ha sempre condannato. Le questioni lì, matrimonio donna con donna, uomo con uomo, facciano quello che vogliono. I cristiani non devono dire no, non fate questo, no, non fate quello, perché il mondo è il mondo di là e la Chiesa è la Chiesa dall'altra parte, non si immischiano, non c'entrano. Un giorno, seduti nel salotto, nel divano della nostra casa, dice mio figlio, dice: i maschietti non si devono baciare, non si devono baciare in bocca, dice. I maschi con i maschi, dice mio figlio, non si possono baciare in bocca, e neanche le femmine con le femmine, solo la femmina con il maschio quando si sposano, perché quello, poi dice del matrimonio, dice, e non si possono sposare maschio e maschio, e non si possono sposare donna con donna. E dice mio figlio, perché quello è del diavolo. Allora mia moglie chiede a mio figlio, ma chi ti ha detto questo? Lui dice, papà. Ma io non gli ho detto niente. Io non l'ho mai preso a spiegarle e a dirgli, non l'ho mai fatto. E allora perché lo dice? Perché loro, anche se noi non glielo diciamo direttamente, loro imparano da noi, loro ci ascoltano. Mio figlio a volte si mette davanti alla TV e mette il suo papà che sta predicando perché vuole ascoltare determinati argomenti che gli interessano, e si mette lì e ascolta la predica. Che cosa voglio dire? Che quando Dio è con noi non abbiamo nulla di che preoccuparci, nulla. Lui viene a dirci una cosa del genere e mia moglie dice, chi ti ha detto questo? Lui dice, papà, ma io non gli ho mai detto niente. E che lui lo ascoltò da me senza che io glielo dicessi a lui, e imparò questo, e questo per lui
è una regola, una delle cose che lui è entrato in testa in questi giorni, in questi tempi, che le regole si rispettano. Lui dice, no, questa è una regola e si deve rispettare. Perciò, fratelli, nel mondo succederanno cose orribili, ma noi non abbiamo di che preoccuparci. O meglio, se noi viviamo per il Signore, non abbiamo di che preoccuparci. Perché il segreto è questo: vivere per Lui. Se io vivo per il Signore, allora io posso stare tranquillo. Vi ricordate, mi sembra l'ultima domenica, che cosa abbiamo meditato? Avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Così dice la Bibbia. Avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Quando è che Dio si avvicina? Quando io mi avvicino. Quando è che Dio si allontana? Quando io mi allontano. Mettiamoci in piedi. Signore, grazie. Grazie ti diamo.